Un violento incendio si è sviluppato poco prima delle 10:30 di oggi in una villetta lungo via Resistenza a Corno di Rosazzo. Le fiamme, partite dal garage al cui interno si trovava l'auto divorata dal fuoco, si tratta di una tettoia in legno, in pochi minuti hanno attaccato le coperture in legno della villetta stessa. Per fortuna gli occupanti sono usciti in tempo. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Udine e dal distaccamento di Cividale del Friuli. Le operazioni di spegnimento si sono prodigate per diverso tempo con i pompieri impegnati nella lotta contro le fiamme che, come detto in apertura, hanno attaccato sottotetto e tetto. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Le stesse fiamme hanno distrutto il deposito attiguo dell'abitazione vicina, ma per fortuna le stesse non hanno interessato il resto, limitando i danni. Al termine dello spegnimento inizieranno le operazioni di bonifica e le successive indagini per chiarire le vere dinamiche dell'incendio.